silenziosi però, Tony, mi fai andare? Buon pomeriggio da Villotta di Chions, buon pomeriggio con il volley under 16, vedete in grafica l'8º Memorial Gorgato, trofeo CDA. Siamo all'epilogo di questa 3 giorni di volley under 16, buon pomeriggio da Lucio Dalmolin e da Alex Zoia. Buon pomeriggio a tutti, sono Alex Zoia, l'addetto stampa di Chions Fiume Volley e oggi avrò il piacere di commentare insieme al mio collega Lucio Dalmolin l'epilogo, come lui l'ha definito, di questo splendido torneo, il Memorial per Sandy Gorgato, trofeo sponsorizzato da CDA. Sì, dopo andremo a capire meglio chi era Sandy Gorgato, una ragazza che è mancata circa una decina di anni fa in un incidente stradale a Casarsa, e poi lo capiremo meglio questo profilo di questa ragazza che giocava proprio qui. Allora, alla sinistra dei teleschermi abbiamo la formazione del Torri, US Torri Polisportiva, e poi vi do anche il roster delle giocatrici. A destra ovviamente abbiamo l'SS di San Donapiave Volley SRL. Allora, queste sono le due contendenti, il primo posto, 10 le squadre che hanno dato vita a questo calendario di appuntamenti. È una cosa di livello questa kermesse, perché veramente, sentiremo anche le interviste, poi c'è stato davvero tanto volley qui e ce ne sarà ancora nei prossimi anni, visto che tutti i tecnici che abbiamo intervistati hanno confermato che questo è un evento di cifra. Allora chiedo alla regia se siamo pronti con le interviste. Siamo pronti, quindi linea alla regia. Grazie Antonio. Siamo con Andrea Cestari, tecnico dell'US Torri, una delle due finaliste di questo 8º Memorial. Allora, Andrea, era nei piani arrivare fra i primi 1 o i primi 2? Guarda, noi ci siamo determinati l'obiettivo di entrare nelle prime 4 come obiettivo minimo. Volevamo fare le semifinali e poi, raggiunte le semifinali, giocarci il tutto per tutto, no? Adesso siamo qui e vogliamo il primo posto. Allora, abbiamo detto con gli altri tuoi colleghi di questo Memorial, fra virgolette, ambito fra i team che ci sono, fra il roster di squadre che c'è adesso qui a Villotta, ma che colpisce, forse novità, è la collegialità degli allenamenti mattutini. Sì, trovo che sia una bella formula questa di organizzare un torneo dando la possibilità anche alle squadre di allenarsi la mattina e la possibilità anche di fare degli allenamenti congiunti con le altre squadre, perché è sempre un gran momento di confronto con la crescita di tutti. Al di là del risultato che sarà, sì. Il livello da 1 a 10, che voto dai? Al torneo in generale? Al livello della qualità delle ragazze. Nostre? No, in assoluto. 7,5. 7,5. Bene, bocca al lupo. Crepi. Con Elisa Sperandio, allenatrice dell'altra finalista di Moco Volley, dico anche Volley Pulpiave. Senti Elisa, allora, ormai di solito l'ultima che parla è quella che ha meno da dire perché hanno già detto tutto gli altri, ma dici il tuo pensiero riguardo a questa 3 giorni? È stata una 3 giorni molto intensa per noi, una 3 giorni che ci catapulta sulla seconda fase del campionato Under 16, che sarà abbastanza impegnativa. Diciamo che abbiamo sperimentato alcune soluzioni date certe assenze, ma molto positiva per quel che ci riguarda, soprattutto perché nel gioco siamo in crescita. Ecco, di solito si arriva a questi tornei magari con l'idea dell'ultimo giorno di scuola, un po' leggerine mentalmente, e non è sempre così. Sì. Ecco, come carichi le batterie? Il rischio c'è sicuramente, dipende dalla nostra qualità, un'attivazione ancora più probante sul terzo giorno, nel senso che è proprio lì che c'è in palio la posta. Quindi più qualità abbiamo, più riusciamo a dimostrarla proprio nel terzo giorno. Programmi per il futuro? Ripeto, seconda fase... Campionato appunto, sì. Sì, seconda fase del campionato, molto probante, un girone a 4 dove ci sono scontri diretti che poi ci catapulteranno sulla seconda fase. Per la Serie C, crescita nel nostro gioco, Grazie. Bene, rieccoci in queste squadre, tutte le squadre. Assolutamente sì, confermo la grande qualità del torneo,
Infatti ogni squadra, come detto in precedenza, che è stata intervistata è rimasta soddisfatta del livello del torneo. E poi permettimi di dire questo, c'è una piccola particolarità. Chiaro. Vi dico anche, come anticipava Alex, che durante questa diretta avrete anche la possibilità. E io ricordo anche chi sono gli arbitri di questa finale, che sono Simone Bastasin di Pordenone e Diana Barbulescu di Fontana Fredda. Un'altra peculiarità di questo torneo è che si gioca in meglio dei 3 set. Torri, credo sia Vicenza, scusate la mia ignoranza. Assolutamente, squadra originaria della provincia di Vicenza, che è andata a fare il primo punto di questa finale del Memorial Gorgato. Ecco, non c'è il tocco del muro di Torri, quindi diventa 1-1. Come la vedi? Sarà lunga, difficile? Allora, a livello delle squadre preannuncia una bella partita. Speriamo. Di Vicenza c'è Andrea Cestari e proprio parlando con Alex mi dicevi che questa Elisa Sperandio ha una squadra che può far davvero male a tanti. Assolutamente sì, sanno cosa succederà a maggio in ottica di finali nazionali. Certo. Allora c'è il secondo punto anzi il terzo punto per il Moco Volley Sandonà. Siamo 3-1, 2-2 chiedo scusa, scusatemi, 2-2 chiedo scusa. 2-2, dunque una partenza alla pari, come si dice. E allora questo è il quinto punto da giocare. Il grande servizio di Torri qui è riuscito a mettere in difficoltà la ricezione di Sandonà, che nonostante sia stata